La chiesa arcipretale di Chiarano, dedicata a San Bartolomeo, fu amministrata fin dal 1513 al 1773 dai canonici regolari di San Salvatore di Venezia. Per questo ancora si trova a destra della porta maggiore lo stemma degli Antoniani. La chiesa, posta in posizione rialzata per evitare le piene del canale Piavon, subì diversi ampliamenti che la portarono nel 1925 da una a 3 navate. Sulla parete interna della navata di destra si conserva una meridiana. Particolarmente interessante il drappo con decorazione in stucco oro dell'abside che attrae appena si entra in chiesa. L'altare maggiore in marmo ha al centro un tabernacolo realizzato nel 1771. Ai lati le statue di San Vincent Ferré e San Sebastiano. Nella cappella laterale di sinistra una pregevole tela dipinta da Giovanni Spoldi di Venezia nel 1887 raffigura il martirio di San Bartolomeo. A destra troviamo la tela raffigurante la Deposizione, opera di Antonio Aliense, recentemente restaurata per volontà di Don Paolino Carrer, nativo di Chiarano. In chiesa si possono notare ancora i banchi lignei riservati alla nobile famiglia Zen, che abitava a pochi passi dalla chiesa e che aveva anche diritto a esprimere il parere sulla scelta del parroco. La chiesa di Chiarano è dotata di un organo callido, mentre sul soffitto della navata un'opera di Franco Verri rappresenta i santi venerati in Chiarano, San Bartolomeo e San Pietro, per il quale fin dai tempi remoti si faceva una fiera. La piccola chiesa di Fossalta Maggiore, titolata a San Marco, pare nasca come cappella legata all'antico castello della famiglia da Fossalta, che aveva la sua dimora nei terreni prospicenti. La sua storia è legata alla pieve matrice di Chiarano, con la quale nel 1513 fu affidata ai canonici di San Salvatore di Venezia. A metà Ottocento furono aperte 2 cappelle a ridosso del presbiterio per porre 2 altari marmorei, uno dedicato a Sant'Antonio di Padova e l'altro alla Madonna Addolorata. L'altare maggiore è di marmo, con tabernacolo e 2 statue ai lati raffiguranti San Pietro e San Marco di fattura settecentesca. Nel fondo dell'abside, dietro l'altare, una grande tela raffigura la Madonna tra i santi Pietro e Marco, opera della bottega dei Licino.